Eccoci qua, terza parte di Mani Fuori. Stavamo continuando a conversare, no, sui retroscena delle trasferte, di queste giocate di come si chiama, di trucco? Trucco anche briscola. Trucco e anche briscola. Ma scusa, ma giocate anche a trucco ogni tanto? No. Ah no, briscola. quindi solo briscola. Sì. Quindi non A trucco sono contro i Santi, ma vincio io. Cioè tra argentini proprio. Vinci tu facile? Ho vinto tutte le volte. Normale. Allora Andrea, avete vinto la Coppa Padova, però voglio dire, non è che... Sì, non c'è solo questo. Non c'è solo quella, ecco. Raccontami un po' come siete, quante ragazze, ragazzi, insomma, fate una bella innanzitutto attività. festeggiamo i 25 anni. Si vede tutti bene la le magliette maglietta che avete davanti, che avete sfoggiato. Sì, cose non da poco. Siamo una piccola realtà del Padovano di 350 atleti. Insomma. Vabbè, piccola, mica tanto. Maschile, Roberto la faccia che ha fatto, averne ha detto così in giro per il Veneto. Infatti pure le palestre è sempre un casino. E maschile e femminile abbiamo 19 squadre, lavoriamo soprattutto nel settore nella provincia, quindi prima, seconda, terza e poi via via tutti gli under. Facciamo anche beach volley, abbiamo anche l'amatoriale. Collaboriamo con l'Alba e il Villanova che ci danno una mano al progetto Volley Insieme per costruire qualcosa di un po' più profondo e insomma siamo una realtà insomma del arrivano le prime Padovano. soddisfazioni. Vediamo il microfono, ce l'ha Stefano Sprocati. Tu sei dirigente e ti occupi di trasferte come Sandro Camporese o no? Sì, anche sì. Quali sono le difficoltà maggiori nella gestione quotidiana di questi gruppi di ragazze e di ragazzi? Beh, le difficoltà sono soprattutto quando bisogna partire per andare alle partite perché arrivano sempre in ritardo, per cui ma avviene, arriva, non arriva. arriva. Qualcuno che è qui in studio? Sì, non farmi fare nomi. Quello assolutamente no, però ci sono anche qui. Tu non puoi arrivare in ritardo? No. Tu non puoi parlare senza microfono, sai che in studio sia voce solo se sia il microfono, però poi te lo passo se vuoi. Quindi quello è un problema. È la figlia. Sì. E bisogna intervenire però. Qualche multa, sai che loro mettono le multe, hanno tutta una tabella di multe questi di serie, mettete delle multe simboliche, una pizza, una birra, un gelato. No, perché se mettessimo le multe altro che pizza. Ma sai che loro ormai hanno detto che fanno una cena di pesce, no? Sì. Fine stagione con tutte le multe che avete tirato su fino adesso? Sì, ho pagato un paio. Hai pagato un paio già? Sì. Ma io chiedo sempre chi è il cassiere, perché il cassiere, chi tiene la cassa? Santi Orduna, giusto, che tiene la cassa. Quindi dovete iniziare anche voi, Stefano, a fare qualcosa del genere. Interessante questa cosa. È interessante, sì. Loro, sai, dentro lo spogliatoio, no? Dentro alla porta, hanno un foglietto, no? È così, giusto? Sì. Poi mettono il nome del peccatore e la quota che deve pagare, perché poi va tutto alla fine in questa grande cena. Quindi fai un po' questo. Faccio tesoro. Fai tesoro. C'è la scaletta. Per il ritardo 5 euro, 5 euro. No, noi l'applichiamo in squadra nostra, squadra di prima divisione. E l'anno scorso abbiamo mangiato una paella tutti quanti, insomma, quindi è venuto un bel gruzzoletto, insomma. Vedo che Permetto Fabio, che tuo collega, la paella l'ho pagata io alla fine dell'anno scorso con i ritardi miei. Sì, l'hai finanziato, eri Il ritardario del gruppo. Uno deve prendere questo ruolo in modo da permettere agli altri di essere sempre puntuali. È toccato a me. Fare bella figura agli altri. Tu giochi anche? Fai anche dirigente? No, ho smesso di giocare per questioni lavorative. Ho cominciato a fare dirigente per dare una mano in qualche maniera. E arrivi in ritardo? Nonostante tutto, sì. Ma dai, ma comunque qualcuno deve assorbire quel ruolo. Vero. Uno deve farlo, tocca a me. Tu sei di quale squadra in particolare? Sono alla prima divisione, sono un ex compagno di squadra di Andrea, che cerca di dare supporto ad Andrea, visto che gioca anche nella prima divisione, mettendo del suo e non poco. Un vicepresidente che gioca, Sandro, servirebbe anche al nostro... No, non so, faccio per dire. I nostri vicepresidenti sono un po' non proprio... Beh, i nostri vicepresidenti fanno quella famosa partita contro di voi. Questo questo tasto, perché non l'abbiamo ancora fatto quest'anno. Lo so che apro un tasto, che non siete mai riusciti a vincere, mamma mia. Allora, la spiego a Gonzalo, scusa Fabio. No, tieni il microfono, io sono a posto. Noi ogni anno facciamo la sfida giornalisti, capito Roberto, giornalisti di Padova, che non è che siamo in 200 tra l'altro, ma voglio dire, contro soci e dirigenti della Pallavolo Padova che invece sono in 200, quindi loro possono scegliere, no, anche a livello di numeri, no? E quindi sono 4 anni che non la vinciamo, questa sfida a pallavolo, okay? Nonostante... Perché? Ma il motivo c'è, caro, adesso te lo spiego. Hanno perché... i cambi illimitati? Prego? No. I cambi sono guarda, limitati. No, perché c'è un piccolo fattore che si chiama arbitro,
che è da sempre Stefano Santuzzi, che fa vincere regolarmente i soci, perché lui dice questi sono quelli che pagano e voi non pagate. E quindi lui ogni palla dubbia, siccome arriviamo sempre anche noi come voi a 23 così, il problema è che poi quando c'è la palla dentro e fuori è sempre rovescia, capito? E quindi, invece scusa, qualcuno ha parlato di beach volley prima, volevo chiederti, scusate se salto di palo in frasca, ma state facendo qualcosa Roberto anche a livello di beach volley proprio in questi giorni mi pare, no? Sì, inizia un po' un percorso nelle varie province per l'attività soprattutto nell'under 19 maschile. E poi faremo come abbiamo fatto l'anno scorso, che era la prima esperienza, la Coppa Veneto Beach. L'idea sarebbe nel futuro, anche abbastanza prossimo, di fare un trofeo delle province beach. Ah, che bello. Però ci stiamo lavorando, insomma, abbiamo fatto l'anno scorso la Coppa Veneto, la riproponiamo anche quest'anno ed è un percorso che arriveremo a quell'obiettivo. Tra l'altro c'è quel bel centro vicino a Bassano, come si chiama? Sì, a Mussolente. A Mussolente, Sì. bravo, a Mussolente. Sì, abbiamo 2 centri federali, uno a Jesolo e uno a Mussolente. Quello a Mussolente è coperto anche tra l'altro, quindi fanno attività anche posso d'inverno. dirti che ho fatto una partita a beach volley in questo campo quest'inverno. Quello coperto? Io, Coperto. ti rendi conto? Conzi, io ho giocato a beach volley. Sei incorintato? Sì, più o meno, vedete che mi muovo un po'. No, bella questa. Sì. Qualcuno di voi ragazzi gioca a beach volley? Sì? Chi? Sì, sì, abbiamo partecipato. Allora date il microfono a chi ha giocato a beach volley e non spaventatevi del microfono che non ha mai mangiato nessuno. Tanto come ti chiami? Erika? Erika. E giochi a beach volley anche? Sì, quest'estate ho fatto il torneo a Bibbione internazionale, la nostra società è arrivata seconda e quindi è però. stata una bella soddisfazione. E Insomma. quindi a te piacerebbe se ci fosse questa possibilità di fare il trofeo delle province? Sì, già. Roberto, tu muovi perché vedi che qua Bene. c'è dell'interesse, c'è dell'interesse. Ti piace più beach volley, giocare a beach volley o in palestra? Domanda da sempre. No, sinceramente mi piace più il beach volley, Ah, sì? però sì, con la scusa che il beach volley si fa solo d'estate, ovviamente. Sai che adesso appunto... Adesso anche d'inverno. Adesso anche d'inverno. Allora, Mussolente. È un po' scomodo. È un po' come Mussolente. Però Gonzalo, molto tu bello, hai mai molto, giocato molto a beach volley? Sì, qualche volta, anche Stati Uniti perché la Lega là era finita aprile così, quindi aveva 2 o 3 mesi, quasi estate che si giocava parecchio. Ti piace? Sì. Sì. Los Angeles, pensa te. Un bel tempo per giocare. C'erano anche delle brutte donne di solito Sì. in No, quello non posso dire niente. Non può dire niente, perché c'è allora, la fidanzata è appena Sì, ma che c'è è collegata, la mamma che lo sente, poi sai com'è, dice qua non posso fare brutte figure. Penso avere un figlio che sia un santo invece. Ascolta Sandro, allora manca poco alla fine del campionato della Tonazzo, perché noi siamo qui che facciamo tanti programmi, in realtà manca una partita in casa, lo ricordo il 29 marzo con Latina, l'ultima partita in casa Palla Fabris, e ne mancano altre 2, 22 marzo a Piacenza e il 6 aprile, se non sbaglio, il giorno di Pasqua, Il giorno di Pasqua a Monza. a Monza, esatto. Dimmi quanti butta tipo i dadi del risico, sai che si buttano tutti e tre assieme per vedere quanti punti. Per carità, mi piacerebbe continuare che giocassero sempre come hanno giocato fino adesso, perché, ripeto, non hanno mai sfigurato, se forse in una circostanza solo, hanno sempre cercato di dare il massimo. Però loro secondo me stanno aspettando l'ultima partita di campionato che si vogliono vendicare, perché l'ho già sentita in spogliatoio. Beh, Monza porta bene No, all'ultima ma l'ho già sentito in spogliatoio, sì. perché sì. Però io sono convinto che penso che 4-5 punti riusciamo a farli. Gonzalo? Ho visto. Sei. Gonzalo lui che 6. gioca a carte, 6 ha detto. 6, facciamo 6 punti. Io mi accontento. 6 punti sono impegnativi, Andrea, cosa dici tu? È dura, devono lavorare tanto. Vuol dire 6 punti è un bel... Però, 6 è però ambizioso. non è detto. Comunque Bisogna sono- sempre lottare fino all'ultimo Ma sono punto. 3 partite che ce le possiamo giocare tutte e 3 sulla carta, perché Sì, anche sì, Piacenza, sì. per carità, se noi... L'andata è stata una delle Sì, partite che sì, avete vinto. Però sai, sono quelle squadre che hanno dei battitori che ci possono mettere in difficoltà, però io quest'anno mi sto divertendo un sacco, mi sto veramente divertendo, malgrado che abbiamo subito un sacco di sconfitte, sai, venivamo dall'anno scorso che si vinceva sempre, però
perché vedo che effettivamente comunque ci mettono l'anima, non abbiamo mai sfigurato, siamo vicini anche alle squadre di alta classifica, le più blasonate. E che hanno investito 10 volte. Che hanno investito 10 volte sicuramente. E quando diciamo più. 10, sono 10 veramente? Sono 10. Sono forse 15? Sì, ecco. Per cui io dico andiamo avanti così, continuiamo, cerchiamo di trovare qualche altro elemento giovane interessante. Spero che si possa proseguire con Valerio, perché Valerio, vi posso garantire, girando l'Italia riceve complimenti dagli avversari, è una cosa un po' anomala dagli arbitri. Cioè, gli arbitri, gli arbitri finito la partita si complimentano tutti perché dicono vediamo una squadra che è messa bene in campo, si vede che è allenata bene, per cui la gente che capisce un po' di pallavolo... Chissà come mai gli arbitri non si complimentano mai con Sandrone alla fine della partita, non so come mai, dicono complimenti per il suo self control. Cos'è che faccio? Sì, si incazza. Qualche volta un po' di più. Sì, qualche volta un po' di più. Sandro, noi che non siamo più giovanissimi, capito? Ormai abbiamo la pazienza facile, Gonzalo, capisci? Però si ferma la gara, quindi No, finita la gara è finito tutto. No, è finito tutto, ripeto, non perdiamo mai per colpa degli arbitri, però devo dire che quest'anno ho visto un livello veramente è scaduto molto. Non è che il video check li ha fatti un po' rilassare troppo. Scusa Massimo, l'esempio lampante l'abbiamo avuto la partita con Verona. Sì. Cioè, l'ultimo punto, una palla dentro di 2 metri, e con il fatto che c'era il video check io ho sentito da Ilaria Vagni che ma c'è il video check, chiamate. Sì. Però è troppo facile adesso, c'è il video check, c'è questo. Tu pensa, ma secondo me, l'ho sempre detto, non si stanno più allenando. Non li vedo più in palestra durante la settimana arbitrari, ecco, per cui secondo me arbitrare solo ogni 15 giorni, ogni 20, ogni settimana, secondo me loro se non si allenano perdono la velocità della palla. Cosa dici tu, Roberto? Ma non so in generale, conosco i nostri del Veneto e so che si allenano e anche parecchio, quindi a parte che il livello degli arbitri nazionali del Veneto è un livello più che buono, insomma, tra l'altro abbiamo anche 2 ragazze da quest'anno. Ma loro non beccano quelli veneti, loro beccano quelli nazionali. Parlo per i miei, non so. No, io ripeto, allora, quando ci sono le amichevoli, per carità vengono, però durante la settimana, io mi ricordo 10, 15 anni, 20 anni fa, i vecchi arbitri, li vedevi, venivano al palazzetto, venivano al Treppini, quando si faceva 6 contro 6, prendevano in mano il fischietto, chiedevano e arbitravano. Adesso secondo me è passato in secondo piano questa... Sì, questo può essere, anch'io ho notato quest'anno, diciamo anche da parte di qualche arbitro di alto livello, qualche errore un po' troppo grossolano. Poi ripeto, come dici tu, non si vince, non si perde mai per gli arbitri. No. Però sì, un po' a livello, anche secondo me, a livello nazionale un filino l'ho visto sotto. Sceso, guarda, credi probabilmente anche l'aiuto tecnologico mi hanno reso più, hai capito? Sai cosa dico, Sandro, Roberto? Che se adesso veramente, come la Lega sta lavorando, parlo sempre chiaramente di Serie A, di Superlega, dovesse inserire per il prossimo campionato anche la chiamata sul tocco, cavolo, a quel punto l'arbitro ha veramente poche cose su cui essere, come posso dire, interprete del regolamento. Mi rimane fuori la doppia, perché l'invasione la puoi chiamare, è vero che non puoi chiamarle tutte, però l'invasione la puoi chiamare, là dentro e fuori la puoi chiamare, i falli di piede li puoi chiamare, il tocco lo puoi chiamare, il palleggio, cioè... Sì, resta poco. Aspetta, l'anno prossimo poi c'è l'invasione a rete, per cui anche quella... C'è l'invasione quella che poi totale, quando la rete si muove... Che secondo me è una bella cosa, perché per me la rete è, come si dice, campo Posso minato. dirti Massimo, sì, però secondo me vedrai un gioco spezzettato che è una roba incredibile. Perché fischiano troppo? No, perché vedrai quante invasioni ci saranno. Vabbè Sandro, però fino a qualche anno fa la rete non la toccava nessuno, cioè adesso sono loro che sono giovani che sanno che c'è sta cosa. Non c'era il video check però. Non c'era video check. Vabbè, ma ci vedremo l'anno prossimo. Vabbè, ma quante chiamate puoi fare? 3. Due. Insomma, quando vedi la rete che si muove, che non ha fischiato, c'è poco da fare. È stato il pallone, però... Sì. Sì, beh, però con 2 chiamate solo, sì, non è che, cioè, spezzetti fino a un certo punto, a meno che tu non abbia ragione, quindi il bonus... Sì. No, bisogna anche allenarli un attimino, perché adesso hai capito, quando scendevi che toccavi non era fallo, però adesso effettivamente bisognerà stare molto attenti. Certo.
assolutamente. Non era una brutta regola, personalmente. No, ma per Secondo me la rete, io sono un po' di vecchio stampo, Sì. per me la rete è Era una più, il pallavolo, pubblico, era più il è off pubblico, limits. era il pubblico farglielo capire, perché sai, vedeva Ah, sì, sì, quando uno certo. si appoggiava a queste Certo, cose certo, qua. certo, c'è più fatica. Siamo in chiusura, voglio ricordare qualche appuntamento vostro, prima divisione, hai in mente qualche... Noi vogliamo sempre lanciare anche l'attività del prossimo fine settimana. delle squadre ospiti. Principalmente, magari puoi chiedere anche alle ragazze, comunque la prima divisione si scontra, uno scontro importantissimo con l'Universal qui a Padova venerdì, dove si deciderà buona parte del campionato. Però bene, allora. Sì, ci aspettano col coltello fra i denti e c'è la prima divisione femminile che gioca in casa. Quindi, sì, quindi sono... Tutte le under non te le chiedo perché avete 19 squadre, non puoi saperle. guarda, insomma. non chiedetemi, mi possono aiutare le ragazze, ma... No. Beh, allora, velocissimamente, l'under... Io sono in under 16 in 18. E giocate? Dimmi. Sabato. Sabato con? Argos gialla, l'under 18 e il 16, non mi ricordo. Qualcuno sa della 16? Ah, no, il microfono, che poi siamo in chiusura veramente. Centro giovanile? Centro giovanile, perfetto. Bene, quindi abbiamo dato anche qualche... Grazie. Pubblico servizio. Qualche appuntamento, anche perché la Tonazzo questo fine settimana gli hanno detto non gioca, quindi ci si potrà un po' sbizzarrire, no, in qualche attività. Ragazzi, grazie, fatevi l'ultimo applauso della serata e complimenti per la Coppa Padova portata. Grazie a Gonzalo Quiroga, grazie Gonzalo, grazie a Sandro Camporese, mi raccomando, con la briscola, sempre sotto controllo. Roberto Maso, grazie ancora Grazie e a te. complimenti per tutto quello che state... Ti porta via tanto tempo questa carica. Abbastanza. Lo so, sono cariche belle ma impegnative. Grazie Andrea Casari, complimenti per tutto quello Grazie che state mille. facendo Grazie per a voi. 150 ragazzi. Grazie a Fabio, grazie a Stefano, grazie alle ragazze. Noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo alle 21, precisi su TV7 News, con Mani e Fuori. Ciao e buonanotte.